Si riparte, ce lo siamo chiesti tantissime volte in questi mesi di pandemia. Oggi abbiamo deciso di cancellare il punto interrogativo. Abbiamo deciso di cancellarlo perché siamo alla vigilia di una data quasi simbolica. Dopodomani riapriranno le nostre spiagge ai turisti della nostra regione, del resto d'Italia e speriamo, siamo certi, anche a quelli stranieri. Benvenuti a Economai FVG, la trasmissione di approfondimento di Telefriuli dedicata all'economia, alla mia, alla nostra economia, all'economia delle imprese del nostro territorio. Benvenuti e benvenuto all'assessore alle attività produttive e al turismo della regione Friuli Venezia Giulia, Sergio Bini. Grazie Assessore per essere qui con noi. Grazie a lei per l'invito, buonasera a tutti. E benvenuto al Presidente della Camera di Commercio di Udine e Pordenone, Giovanni D'Apozzo. Benvenuto Presidente, grazie. Buonasera a tutti. Allora, Assessore, si riparte. Noi abbiamo fatto quest'atto di coraggio, abbiamo deciso di cancellare il punto interrogativo perché vogliamo guardare alle prossime settimane, ai prossimi mesi, con ottimismo, con prudenza, responsabilità, ma ottimismo. Come ci siamo preparati? Mi permetto di suggerire ai titolisti di aggiungere si riparta alla grande. Si riparta alla grande perché i dati a nostra disposizione sono assolutamente lusinghieri. Sono dei numeri caratterizzati da un segno più importante, più 20, più 30% rispetto al 2020, dati vicini, già vicini, pensi lei, al 2019, che per il Friuli Venezia Giulia in termini di presenze è stato un anno importantissimo. Certo, sarà ancora un anno diverso, sarà un anno nel quale dovremo fare affidamento al turismo di prossimità, ma guardate, noi siamo pronti, gli imprenditori sono pronti, le associazioni di categoria sono pronte, insomma ottimismo, sano ottimismo, ma mi permetto di dire concretezza tipicamente friulana per un comparto che ha sofferto molto durante questa pandemia, ma è pronto a ripartire a molla. Presidente, siamo fuori dal tunnel? Ci avviamo a uscire dal tunnel? Ma io mi auguro che ci avviamo da uscire dal tunnel, prima si riapre, si torna ad uscire, quindi ci riappropriamo della nostra libertà, sul quale, senza far polemica, ma ci sarebbe molto da dire su come sono stati condotti alcuni provvedimenti, e si riparte. Si riparte soprattutto con i settori che sono stati più penalizzati: commercio, turismo, eventi, sport, cioè praticamente la gran parte di quello che ci circonda in una città, in un paese, era bloccato in lockdown, semi-lockdown, chiamiamolo come vogliamo. E quindi il riappropriarci di una libertà, non solo di persona, ma anche di impresa, è un fatto molto importante. Poi alcuni settori non recupereranno nel breve termine quello che è stato perso, altri magari avranno delle stagioni senz'altro più favorevoli, come il turismo, ma l'importante è ricominciare a ripartire. Assessore, come vi siete preparati per questa ripartenza alla grande? Come vi state preparando? Ma noi già nei mesi della pandemia, quindi da diversi mesi, ci siamo messi al lavoro per la ripartenza. Abbiamo basato la nostra ripartenza su 3 pilastri fondamentali: la sicurezza in primis, la digitalizzazione e le esperienze, che sono quegli ingredienti che i turisti stanno chiedendo sempre di più, cioè le abitudini dei turisti sono cambiate. La prima cosa che ti chiedono è di poter trascorrere le proprie vacanze in un ambiente sereno, sicuro, salubre, e il Friuli Venezia Giulia, vuoi per conformazione geografica, vuoi per caratteristiche proprie, è una regione dove non esiste il turismo di massa, dove ci sono tante offerte racchiuse in uno spazio ristretto. Voi considerate che in 2 ore tu vai dalla montagna al mare, hai la possibilità di di visitare il Coglio, le città d'arte, insomma tutto a breve distanza. E poi torno a sottolineare un turismo slow che tanto
tanto è cresciuto in questi anni. Consideri che nel 2020, nonostante la pandemia, noi abbiamo vissuto 2 mesi e mezzo, metà luglio, tutto agosto e tutto settembre, con dei numeri assolutamente importanti. Diverse località segnavano il lockdown, in controtendenza rispetto ad altre regioni. Perché? Perché appunto il Friuli era già percepito come luogo sicuro. Come declinate concretamente la sicurezza, per esempio? Ma la sicurezza, innanzitutto io devo dire una cosa, i dati in merito alla nostra pandemia dimostrano quanto bene si è lavorato, e l'assessore Riccardi, il vicegovernatore Riccardi, ha lavorato nella gestione della stessa, periodo difficile, terribile, però c'è stata grandissima professionalità di gestione, tant'è che i numeri oggi ci caratterizzano come regione assolutamente sicura. E poi, insomma, più che noi è madre natura ha lavorato, perché le distanze che noi abbiamo nelle nostre montagne, nelle colline, nelle valli, quelle ce le dà la natura, e il turista cerca proprio quello. Poi mettici l'albergo diffuso, mettici B&B, mettici pure alberghi piccoli, medio-piccoli, 20-25 camere, questa è la media della nostra regione, hanno fatto il resto. Quindi la base c'è già. I regolamenti, allora anche lì, i regolamenti che metteremo in campo quest'anno saranno quelli che abbiamo già testato lo scorso anno, quindi abbiamo visto che più di tanto non hanno, come dire, limitato la presenza e la fruizione della vacanza, però come giustamente ha detto il Presidente Apozzo, più che regolamenti adesso noi abbiamo bisogno di libertà cosciente, attenta, perché non dimentichiamoci che la pandemia il virus ancora circola, però vuoi per una campagna vaccinale che sta accelerando, vuoi per l'attenzione che hanno sempre dimostrato come dire, gli abitanti del Friuli Venezia Giulia, vuoi perché oramai abbiamo 1 anno e mezzo di esperienza alle spalle, penso che gli ingredienti ci siano tutti. Domanda per entrambi, partiamo da lei. Che cosa è cambiato, proprio 1 anno di esperienza, che cosa è cambiato rispetto all'estate del 2020? L'estate del 2020 è stata una prima estate per tutti, quindi io mi ricordo gli infiniti e difficili tavoli che si sono tenuti con le associazioni di categoria, con i sindacati, con le istituzioni, per, come dire, mettere in campo quelle che erano le regole del gioco, i famosi protocolli per la sicurezza. C'era anche paura e incertezza da parte dei turisti stessi. Ora, memori appunto di quell'esperienza, consapevoli che rispetto all'anno scorso noi abbiamo un'arma fondamentale in più che si chiama vaccino, l'anno scorso non esisteva. Insomma, con una campagna vaccinale che sta correndo in questi giorni, io penso si possa trascorrere un'estate tranquilla e sicura. Presidente, cosa è cambiato rispetto all'estate del 2020? Io mi auguro che cambierà soprattutto l'atteggiamento degli stranieri nel venire nel nostro paese, nella nostra regione, nelle nostre spiagge, perché la componente straniera per il turismo in Italia e anche nella nostra regione è importante e fondamentale. Non c'è solo il turismo, c'è il commercio prossimità, quindi le relazioni con quelli che sono i nostri paesi tradizionalmente vicini, Austria, Germania, Slovenia e quant'altro, sono importantissime. E rispetto all'anno scorso anno c'è, come dice l'assessore, il vaccino non c'è solo in Italia, ma c'è in Austria, in Germania e quant'altro. Ci auguriamo che questo Green Pass sia attivato. Che cosa ne pensa? Ma è una cosa corretta, è una cosa, non so come verrà attuato, sarà il solito meccanismo europeo un po' così lasciato poi alla libera interpretazione dei paesi, però è giusto perché dà un vantaggio a chi si vaccina ed è importante, al di là del vaccino, al di là della concretezza. Un vantaggio, dà sicurezza a chi si vaccina e agli altri. E quindi elevare il numero dei vaccinati è importantissimo e forse ci toglieremo un po' dalle scatole anche sui media tutti i temi che ci hanno riguardato
sui vaccini, sulla pandemia, sui morti, su tutto quello che di brutto è successo, e magari ci toglieremo anche tutti questi virologi di cui sinceramente non ne possiamo più, perché abbiamo sentito tutto e il contrario di tutto, e magari tornino all'interno dei loro laboratori a fare il loro mestiere. Assessore, non le chiedo cosa pensa dei virologi reali o presunti, invece le chiedo che cosa pensa della Green Pass, che è stata al centro anche di un vivace scambio di battute polemiche fra operatori, mondo della politica, tecnici. Come in tutte le cose, lo strumento di per sé è uno strumento quanto mai necessario, perché è giusto, come dire, garantire sicurezza a se stesso ma soprattutto agli altri. È giusto perché la Green Pass permetterà una libera circolazione tra i vari paesi della comunità europea, al poter partecipare a spettacoli culturali, a eventi e quant'altro. Però, come in tutte le cose, se ci sono delle regole, queste devono essere semplici, facilmente attuabili e non creare, come dire, ulteriori difficoltà ai nostri cittadini. Si sta lavorando affinché la Green Pass sia un documento semplice da esibire senza grandi problemi. Ecco, quello che io mi permetto di dire è fare un appello anche ai tanti amici che ci stanno ascoltando per quanto riguarda le vaccinazioni. Le vaccinazioni, credetemi, sono importanti, andate a vaccinarvi, è fondamentale riuscire a garantire quella che chiamano l'immunità di gregge per la sicurezza propria, torno a ribadire propria, ma soprattutto per la sicurezza degli altri. Posso dire la mia sulla Green Pass? Secondo me il grande valore della Green Pass è psicologico, nel senso che dà quell'elemento di tranquillità a se stessi e agli altri. Cosa ne pensa? Ma sì, assolutamente sì, è fondamentale. Presidente. No, è importantissimo, l'elemento psicologico è più importante quasi della validità di un vaccino rispetto all'altro, sono tutti senz'altro degli ottimi vaccini, però il fatto di sapere, di appropriarci, già il vice ministro Sileri con grande saggezza che lo ha contraddistinto, diciamo, in questi ultimi mesi, ha detto sì, appena arriveremo a una soglia, mi sembra 30 milioni, non siamo molto lontani di vaccinati, anche possiamo liberarci della mascherina quando cioè torniamo a vivere normalmente, e questo è molto importante. Quindi l'aspetto psicologico rafforzato anche dal Green Pass, quanti di noi non hanno oltretutto parenti, amici fuori nei paesi confinati e quant'altro, sono più di un anno che queste relazioni non ci sono, non parliamo poi delle relazioni economiche, ecco, torniamo a vivere, chiaramente sapendo che il tema non è ancora superato, però può essere affrontato. E su questo concetto l'appello dell'assessore Bini a vaccinarsi per tornare a vivere, come dice il Presidente D'Apozzo, ci fermiamo per pochissimi secondi per vedere poi la prossima stagione turistica dal punto di vista dei turisti. Non cambiate canale, rimanete su Telefriuli. L'appello dell'assessore Bini, vaccinatevi per tornare a essere liberi e a vivere, come ha detto D'Apozzo. La stagione turistica riaprirà alla grande, ha detto l'assessore Bini, fra 2 giorni, ma quali sono i nuovi servizi che i turisti italiani e soprattutto stranieri troveranno nella nostra regione, sulle spiagge e in montagna? Assessore. Innanzitutto una chicchetta, permettetemi di annunciarla questa sera, simpatica, bella. 15 riaprono, partirà la stagione estiva. Bene, sa cosa accadrà il 14 nel Friuli Venezia Giulia in contemporanea nel 130 km di costa, quindi da Lignano a Muggia, in contemporanea si apriranno 25.000 ombrelloni, come segnale di ripartenza, sì, assolutamente sì, di ripartenza e di entusiasmo. Beh, insomma, con
qual è l'offerta che la Regione Friuli Venezia Giulia darà? Con Promoturismo stiamo lavorando in maniera importante assieme ai consorzi, assieme agli operatori, assieme alle associazioni di categoria. Ecco perché un'altra cosa voglio sottolineare. In questo periodo, e penso che il Presidente Apozzo ve lo possa confermare, se c'è una cosa che io ho preteso è stato il confronto costante e continuo con associazioni e operatori al fine di, come dire, poter programmare, traguardare il futuro con un certo ottimismo. Abbiamo arricchito la già ricca offerta turistica, abbiamo lavorato nel periodo pandemico con gli strumenti che avevamo a disposizione, quindi workshop, webinar, con le agenzie, con i tour operator per far conoscere il Friuli Venezia Giulia in giro per il mondo. Abbiamo arricchito quella che è l'offerta della stagione estiva entrante, quindi non solo mare ma anche montagna, collegamenti tra mare e montagna, collegamenti tra le varie località balneari. Una cosa dico, fino a 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa, Lignano non parlava con Grado, Grado non parlava con Muggia, Trieste manco parlarne. Insomma, noi siamo riusciti nell'intento di mettere a sistema, come dire, tutto il litorale, già gran cosa. I consorzi della montagna non parlavano, il consorzio della Carnia, Tarvisio, Sappada... Diciamo che spesso litigavano pure. Eppure litigavano bene, li abbiamo fatti sedere tutti attorno a un tavolo per poter costruire assieme delle proposte davvero allettanti per i nostri turisti. Credetemi, alla fine, se si vince uniti, alla fine una regione come il Friuli Venezia Giulia, 1.200.000 abitanti, 9 milioni di presenze, ma insomma se facciamo sistema penso che tutti possano trarne beneficio. Offerte ne abbiamo, la montagna estiva, tanto trascurata negli anni passati, ci ha dato dei risultati fantastici nel 2020, l'outdoor, le camminate, l'enogastronomia, le esperienze, cycling, insomma la canoa. Abbiamo di tutto, va fatto conoscere, va messo a sistema perché come vi ho detto prima, allora uno va nell'ombrellone, si ferma nell'ombrellone, ma in 2 ore se vuole va in cima alla baita in montagna a mangiarsi il montasio e a bere una buona ribolla gialla. Quindi. Però proprio sulla promozione la polemica politica in questi giorni è stata piuttosto forte, siete stati accusati di aver promosso poco le risorse del territorio sia marino che montano. Guardi, a me hanno insegnato da neofita di sto mondo che l'esercizio della democrazia sta anche nella critica e la critica io l'accetto, però io sono abituato a parlare poco e magari a fare qualcosa di concreto. Quanti soldi la Giunta Fedriga ha messo a disposizione per gli investimenti montagna, mare? Parliamo di 56 milioni di euro per la montagna, sola montagna, parliamo dell'investimento di 8 milioni che andremo a mettere per la terrazza mare a Lignano, parliamo di Monfalcone, parliamo di Trieste, soldi veri, non chiacchiere. Quello che ho preteso è il rafforzamento di Promoturismo FVG per quanto riguarda la velocizzazione della messa a terra degli investimenti stessi, la promozione ha aumentato del 33% i fondi messi a disposizione per la promozione della nostra regione all'estero e in Italia. Fatti, non parole. Io capisco che chi si oppone deve criticare, mi dispiace perché guardate, io sono sempre dell'idea che nei momenti difficili tutti debbano lavorare assieme per uscire dalle secche. In questo momento i nostri cittadini non hanno bisogno di opposizioni sterili o ideologiche, hanno bisogno di una classe politica che unita traghetti il nostro paese e i nostri giovani verso il futuro. Questo mi piacerebbe, purtroppo non sempre possibile. Presidente, Bini ha insistito tanto sul dialogo con gli operatori, con le categorie, questo fare sistema, fare rete, lo smentiamo? Fare sistema è importantissimo, molto se ne parla, molte volte poco se ne fa. C'è un sistema regionale, ma c'è ancor più, soprattutto nel turismo, un sistema
definiamolo friulano, anche perché si parla sempre di Pordenone, si parla sempre di Trieste, perché non parlare anche di un sistema friulano? Il sistema friulano nell'ambito del turismo ricopre circa il 75%, dal Lignano al Tervisiano alla Carnia, a Quindi c'è Sappada. stato questo dialogo? Senza contare tutte le zone intermedie, le colline, i castelli e quant'altro. Quindi su questo dobbiamo esserne consapevoli, dobbiamo sapere che abbiamo un onere ma anche un onore di rappresentare i 3/4 del turismo della nostra regione. Il turismo pesa molto di più di quello che viene identificato nel 13% del PIL, perché ha un indotto decisamente superiore. L'indotto sta nei servizi, nel commercio, nell'agricoltura, nel manifatturiero. Quando devi fare un albergo devi costruirlo, devi comprare le camere e quant'altro, quindi ha un indotto che è molto molto superiore, quindi è una forza portante del sistema economico, e il Friuli deve essere consapevole, e quindi senza tante divisioni, baruffe o quant'altro come sono state citate precedentemente dall'assessore, ma deve capire che il benessere del turismo nella nostra regione sta anche nell'integrazione a partire dall'estremo nord per finire alle nostre spiagge. Quindi c'è stato questo dialogo a cui faceva riferimento l'assessore? Sì, ma il dialogo a parte dell'associazione, la Camera di Commercio, c'è sempre stato. Poi sappiamo che i territori, ma vediamo anche a livello istituzionale, ogni tanto hanno dei momenti di redentismo, ma bisogna saper gestire anche queste fasi. Di certo magari in altre aree il concetto di sistema è più forte e noi dobbiamo migliorare per rafforzare questa nostra identità, soprattutto nel settore economico. A me piace sottolineare un aspetto dei ragionamenti fatti da entrambi fino a questo punto, il valore del turismo come moltiplicatore dei fattori economici del territorio. In questo momento storico mi sento di dire che senza l'economia del territorio non ci sarà ripresa, e non ci può essere economia del territorio senza quel tessuto di piccolissime e medie attività che poi danno vita ai piccoli e grandi centri. Quanto mi sbaglio? No, non si sbaglia. Consideri, giustamente lei ha detto, l'economia del Friuli Venezia Giulia è caratterizzata per lo più da piccole, medie e micro addirittura imprese, quindi guardate, se come dire, nella ripresa le stesse non avranno sostegno, e la Regione anche con lo stesso sviluppo impresa ha come dire, articolato in maniera importante il sostegno e l'aiuto a queste fattispecie, e senza come dire, le filiere strategiche della nostra regione, e il turismo è una di queste. Il Presidente della Pozza ha detto bene, attorno al turismo vi rendete conto che mondo gira? Un mondo importante, vai dalle costruzioni agli impiantisti, alla ristorazione, al commercio, a un mondo infinito. Capite bene quindi quanto bisogno noi abbiamo di ripartire. In questi mesi, in questo anno e mezzo di diciamo, lockdown più o meno colorato, ma questo non lo dico io, lo dicono come dire, degli studi fatti, i depositi bancari della gente sono aumentati in maniera importante. Quindi diamo la possibilità ora, durante la ripartenza, di tornare a far girare l'economia. Credetemi, se gira l'economia, girano i posti di lavoro, girano le famiglie, gira il mondo intero. Presidente, c'era una velata previsione nelle parole di Bini. Sappiamo tutti che i conti correnti delle banche del Friuli Venezia Giulia, come del resto d'Italia, scoppiano di liquidità, ma c'è anche il paradosso di tante aziende che sono invece in crisi di liquidità. Qual è la previsione che lei fa per la ripartenza di questi prossimi mesi? Beh, uno dei grossi temi è la liquidità in conto corrente, non quella finanziaria. Sono più esplicito. La gente avrà voglia di spendere, le imprese di investire, a cominciare già dalla ripartenza di dopodomani. Sono due cose un po' diverse. La gente avrà voglia di spendere, cioè di tornare a consumare, nel momento che ha una certezza, una tranquillità e non vive con quell'incertezza
con cui ha vissuto da un anno a questa parte. Probabilmente viene cambiato il modello di consumo, non tutto sarà come prima, ci saranno certi settori che saranno privilegiati, altri che saranno penalizzati. Non pensiamo che questa pandemia passerà non modificando molte cose, sia in ambito economico, in ambito occupazionale, in ambito sociale. Da parte delle imprese, giustamente il 95% delle imprese in Italia, ma anche nella nostra regione, sono sotto i 9 dipendenti, sono microimprese. Ecco, bisogna far sì che queste trovino, in questa fase di difficoltà, le risorse per chiaramente ripartire, perché non è così semplice. Quelli che sono stati i ristori, soprattutto quelli nazionali, sono stati insufficienti e decisamente tardivi, anche perché il sistema nostro è molto frammentato, molto complesso. Ma io sono fiducioso della voglia degli imprenditori di rimettersi in gioco. Forse non tutto il sistema rimarrà come era prima, però la gran parte degli imprenditori, soprattutto in quei settori di immediata ripartenza come il turismo, di cui abbiamo parlato oggi, c'è voglia di migliorare, di investire, di mettersi in gioco. Importante che poi ci siano dall'altro lato gli strumenti creditizi che siano adeguati a queste richieste. Assessore, non c'è dimostrazione plastica più evidente di questa che stiamo vivendo in questo momento. Siamo partiti dal turismo, abbiamo detto le filiere, la rete, l'economia, siamo scivolati senza accorgerci a parlare di aziende, di ripresa dell'intero comparto economico. La situazione delle aziende, il ruolo della regione, siete soddisfatti di quello che avete fatto per sostenere le aziende in questo momento di difficoltà e a prepararle per il rilancio? Ma soddisfatti sì, e lo dico senza infingimenti. Quello che abbiamo fatto è stato un qualcosa di importante, siamo intervenuti con importanti risorse, 70 milioni di euro durante la fase emergenziale, con i ristori a fondo perduto e soprattutto, mi permetto di dire, con una rapidità di erogazione che non ha eguali. Anche l'ultimo bando, in 20 giorni noi abbiamo messo i soldi nelle tasche dei nostri imprenditori. Poi abbiamo utilizzato in maniera importante i fondi anticrisi, i fondi di rotazione, 220 milioni di euro nel 2020 sono stati utilizzati. Poi abbiamo forzato sulle moratorie. Allora è chiaro ed è fondamentale durante la ripartenza garantire alle imprese il cash flow. Vale a dire, soprattutto per quanto riguarda le piccole e medie imprese, le microimprese, e queste stanno ricominciando a lavorare, quindi stanno ricominciando a produrre, stanno ricominciando a fatturare e di conseguenza anche a fatturare. È chiaro che noi dobbiamo aiutarle nel garantire flusso di cassa. Di conseguenza moratorie, io mi appresterò a portare anche in giunta un'ulteriore delibera mediante la quale porterò come dire, le moratorie al 31/12/2021, quindi dando ancora ossigeno alle imprese, sostenendo le imprese. Andremo a, come dire, a potenziare quelli che sono i fondi di rotazione, cioè adesso c'è bisogno di immettere liquidità nel sistema per permettere alle aziende sane di traguardare il futuro con un certo ottimismo. Questo adesso ti chiedo, guardate, le imprese adesso ti chiedono di poter lavorare, di, come dire, sburocratizzare un po' tutta quella che è la macchina degli aiuti, ma non solo della regione, parlo anche delle banche, ci mancherebbe altro, perché quando parli di microprestiti, perché quando tu hai a che fare con il piccolo artigiano ti chiede mica centinaia di migliaia di euro di affidamento, ti chiede 10 per e 20 mila euro. Ecco, noi abbiamo per esempio per questo comparto, grazie a fatto un accordo con Permicro, come Regione Friuli Venezia Giulia, per appunto questi tagli molto piccoli ma assolutamente vitali per questi settori. Con Sviluppo Impresa a che punto siamo? Ma stiamo correndo, ho chiesto ai miei funzionari, ecco, io sono un assessore, dico sempre fortunato, perché ho una struttura davvero molto performante e molto valida. Guardi, una volta fatta la legge tu devi fare i regolamenti attuativi della stessa, altrimenti la messa a terra diventa utopistica. Ecco, quello che io ho chiesto, io voglio ogni settimana che siano, come dire, approvati e
il ritmo lo stiamo tenendo, in giunta almeno 2-3 regolamenti attuativi, lo stiamo facendo. Quindi stiamo correndo, stiamo per esempio... Per esempio il Consorzio di Sviluppo Economico, Sì. i regolamenti a che punto sono? Ma li ho già approvati, anche lì. Tempo 3 mesi, neanche 3 mesi, ho approvato i regolamenti attuativi dei consorzi di sviluppo economico locale, e anche lì. Allora, guardate, stamane ho avuto un incontro con Confindustria, ho avuto un incontro con il COSEF e mi è stata espressa una necessità, cioè gli imprenditori ci stanno chiedendo spazi dove investire, capisce? Quindi il nostro Friuli Venezia Giulia è assolutamente ambito e ricercato per venire ad investire. Noi cosa dobbiamo garantire? Dobbiamo garantire agli stessi lo spazio. I consorzi sono gran parte, per fortuna di Dio, io dico, sono saturi, hanno, come dire, una percentuale di occupazione molto elevata. Con Sviluppo Impresa noi abbiamo allargato a delle fattispecie, uso termini tecnici, oltre al comparto D1 anche il D2 e D3, quindi non solo nel perimetro, nell'alveo tradizionale del consorzio, ma allargando anche a zone artigianali e a zone di competenza comunale. Presidente, gli altri comparti guardano con fiducia, sono preoccupati? Qual è lo scenario che disegna? No, lo scenario innanzitutto ripartiamo, che è la prima cosa, perché i grandi scenari dopo quello che è successo e che non è finito, andrei un po' calmo. Abbiamo il grande tema del recovery a livello europeo, abbiamo il grande tema a livello nazionale, questo verrà declinato anche sul territorio, anche se localmente vedo così delle idee, dei progetti che magari poco hanno a che fare con lo sviluppo dell'economia, però sono fiducioso, prendiamo un pezzo alla volta. Alcuni settori, come il settore manifatturiero, fortunatamente, e questa è una grande fortuna, diciamo, non hanno avuto i contraccolpi del terziario, del commercio, di una parte dell'artigianato, del turismo, del mondo dei servizi, e quindi hanno continuato a lavorare, a produrre. Adesso riapriremo anche i confini, quindi con la facilità di muoversi e tornare a rafforzare le esportazioni che sono importantissime per la nostra regione. Quindi non andrei a parlare di singoli settori, parliamo di sistema. Il sistema economico della nostra regione ha voglia di ripartire, non sarà semplice, non sarà velocissima diciamo, la ripartenza e tornare ai numeri del passato, ma ce la metteremo tutta. Assessore Bini, Presidente da Pozzo, ha usato una parola chiave, un'attività fondamentale per la nostra economia, l'esportazione. Le do un binomio, ripartenza e internazionalizzazione delle nostre imprese. Beh, anche lì sì, noi siamo indubbiamente una regione vocata all'internazionalizzazione. Quello che noi dobbiamo fare, allora io l'ho sempre detto, i grandi si arrangiano, i grandi hanno gli strumenti interni, le conoscenze per poter affrontare i mercati internazionali con competenza e serenità. Quello che noi dobbiamo fare è permettere alle piccole e medie imprese di affrontare gli stessi con la dovuta competenza. In Sviluppo Impresa c'è una parte di articolato importante che appunto tratta l'internazionalizzazione al fine di sostenere le imprese verso, come dire, accompagnare le imprese e gli imprenditori attraverso anche dei manager, attraverso anche, come dire, una strategia condivisa. Le faccio un esempio, quello che abbiamo fatto, perché il sistema per me vince. Ho fatto un accordo con la Regione Veneto e ho fatto un accordo che verosimilmente verrà esteso anche al Trentino Alto Adige, per far sì che questa macro regione, possa mettere in atto e a denominatore comune tutta una serie di interventi per permettere alle nostre imprese, come dire, di, pur mantenendo, perché attenzione, l'internazionalizzazione non significa delocalizzazione, perché no, spesso qualcuno fa confusione. L'internazionalizzazione significa affrontare e vendere i propri prodotti qua nei mercati stranieri. In questo noi stiamo lavorando in maniera molto, molto importante. Presidente, anzi, ci fermiamo ancora pochi secondi e poi ripartiamo, magari tornando ai temi del turismo.
Si riparte dalla stagione turistica fra 2 giorni e si riparte con tutta intera l'economia. Siamo andati avanti nel nostro ragionamento, siamo arrivati all'internazionalizzazione. Presidente D'Apozzo, l'apertura delle frontiere, finalmente, la possibilità di far arrivare sulle nostre montagne e sulle nostre coste i turisti dai paesi che ci circondano, è una forma di internazionalizzazione. Ma importantissima, internazionalizzazione non è solamente vendere le merci all'estero, ma è nel turismo portare turisti dall'estero. Internazionalizzazione è creare delle opportunità di investimenti esteri nella nostra regione. Il porto di Trieste ne è uno degli esempi. Internazionalizzazione è rafforzare il ruolo dell'università con presenza di studenti e di insegnanti stranieri. Quindi usciamo da questo concetto riduttivo di internazionalizzazione, vuol dire produrre e vendere in un paese, ma internazionalizzazione è un processo culturale che abbraccia tutta la società, dove economicamente chiaramente l'esportazione manifatturiera e il turismo che proviene dai paesi esteri rappresentano i numeri più importanti. In questo momento di ripartenza, parlo del turismo, alcuni di quelli che in passato apparivano come fattori di svantaggio per il nostro territorio, invece possono diventare dei fattori competitivi vincenti. Penso per esempio alla montagna, abbiamo sempre detto che era poco sfruttata, poco antropizzata, che il turista preferiva altre aree delle nostre Alpi, delle Alpi italiane, perché aveva più servizi, più alberghi e magari sui sentieri di montagna ritrovava la stessa folla che trovava la sera della vigilia di Natale in un centro urbano. Ecco, quali possono essere i vantaggi competitivi del nostro territorio in questo momento in cui, come diceva prima D'Apozzo, cambia la domanda del consumatore? Ma la Regione Friuli-Venezia Giulia ha degli attu fondamentali per quanto riguarda l'attrazione internazionale e nazionale di turisti. Guardate, in questo periodo è completamente cambiata le esigenze, le abitudini, il modo di voler fare turismo. Se una volta in tanti ricercavano il turismo di massa, i villaggi, i luoghi affollati, ora sta accadendo l'esatto opposto. Sta accadendo l'esatto opposto. Guardate, l'ho detto prima, durante quella breve finestra di libertà che abbiamo avuto la scorsa estate, luoghi come le colline del Friuli Venezia Giulia, le montagne del Friuli Venezia Giulia sono state prese d'assalto. Ma sa perché? Perché appunto rappresentavano quella forma di turismo salutare, quella forma di turismo cosiddetto in sicurezza, dove i distanziamenti erano garantiti dalla natura, dove le strutture ricettive non erano e non sono ancora strutture iperaffollate, 20, 25, 30 camere, dove c'è l'albergo diffuso, dove c'è il B&B, dove c'è la possibilità di trascorrere la vacanza in sicurezza. La capacità che noi dovremmo avere durante appunto questa ripartenza è di offrire ciò che davvero i turisti vorranno durante il periodo post-pandemico. Ormai ci stiamo avvicinando verso l'uscita di sto benedetto tunnel, quindi dovremo rimodulare la nostra offerta in base alle nuove esigenze. Ma c'è una carenza di servizi? Ci stiamo mettendo mano, sì, quella è una verità assoluta. Non ti basta madre natura, non ti basta la promozione di promoturismo con l'offerta delle emozioni, delle esperienze, non bastano quelle cose lì. Tu devi garantire anche il servizio. Lì eravamo un po' carenti, però devo dirle che sta cambiando anche lì l'aria. Lei non immagina quanti incontri ho avuto in questo periodo con investitori veri, disposti a portare i propri denari in Friuli Venezia Giulia per costruire nuove strutture ricettive. Vi dirò di più, noi con Sviluppo Impresa abbiamo messo a terra tutta una serie di strumenti, per esempio il nuovo fondo turismo, che tanto è piaciuto anche al Ministro Garavaglia, tanto da portarlo
come esempio al tavolo nazionale al fine di garantire ulteriori investimenti nelle nostre strutture. Noi siamo carenti di strutture ricettive e adeguate, non me ne vogliano gli amici albergatori. Qua c'è la necessità di investire al fine di garantire, come dire, strutture adeguate alle necessità del tempo. Poi dobbiamo migliorarci, ma ci stiamo lavorando per quanto riguarda l'infrastrutturazione, la logistica, la viabilità, insomma stiamo lavorando in maniera importante. Presidente, quando si parla di questi temi, a me piace sempre pensare al turista non come a una persona che viene in un posto e consuma le sue vacanze, ma come un cittadino temporaneo del luogo dove decide di trascorrere un pezzo, tutte intere le sue vacanze. E in questo io penso ai tanti piccoli negozi, alle piccole attività artigianali, alle attività produttive dell'agroalimentare. È una grande opportunità. Siamo al passo con questo mutamento culturale che la ripartenza post-Covid sta accelerando? Beh, se non siamo al passo ci stiamo sforzando. La trasformazione da turista a ospite richiede anche un processo culturale diverso, nel senso che quando l'ospite arriva in un paese, in una cittadina, tutto il sistema, non solo l'albergatore e il ristoratore, ma dal postino all'impiegato pubblico deve considerarlo non come un intruso ma come un ospite. Quindi è un processo culturale. Quando si capirà una volta per tutte che il turismo non è l'ancella dell'economia ma è una delle due gambe dell'economia del nostro paese e della nostra regione. Posso dire che è la cartina di tornasole della salute di un territorio? In questa nuova accezione? Certo, anche perché il turismo mette in moto una gentilezza d'animo, una cortesia, una serie di servizi che sono importanti a livello dei prodotti che questo territorio propone all'ospite. Quindi è tutto un sistema che deve essere coordinato. Un po' alla volta abbiamo degli ampi spazi di miglioramento, questo ce lo dobbiamo dire, però è una strada, a mio avviso, che sarebbe sciocco non utilizzare. Di certo il modello che noi offriamo non è quello dell'albergo da 400 camere, le grandi catene, non è quello delle grandi, non è che il turista viene qua e poi fa i suoi acquisti non cito il nome, però per una grande e-commerce che magari gli consegna in albergo il pacchetto ma lo va a prendere nei negozietti e quant'altro. Questo è un modello che si deve adattare con le nostre realtà, anche quelle più turisticamente forti come Lignano e Grado, che rappresentano quasi il 65% del turismo regionale, senza contare poi il turismo diffuso in tutto il territorio, dalla montagna alla collina, ai nostri paesi città d'arte. Assessore, la stessa domanda, in questo processo di mutazione culturale, di cambiamento di mentalità, a che punto siamo? Abbiamo fatto dei passi, ribadisco, importanti in questi ultimi anni. Come dicevo prima, siamo riusciti a fare una cosa non banale, intanto far sedere attorno al tavolo tutti gli attori protagonisti del comparto, siamo riusciti a un po' cancellare l'eccessivo campanilismo che caratterizzava la nostra regione. Poi indubbiamente ci deve essere ancora un processo educativo che va sostenuto, perché tu puoi avere le più belle strutture del mondo, la più bella viabilità del mondo, il più bel paesaggio del mondo, ma nel momento in cui il turista si ritrova, come dire, gli operatori scontrosi, scorbutici, non accoglienti, poco caldi, beh, hai rovinato tutto quanto. Ma anche lì io sono certo che si sta un po' cambiando, si sta capendo quanto importante è creare un sistema assolutamente accogliente e familiare. D'altronde quando tu parli non di turismo di massa ma di turismo di nicchia diventa ancora più importante questa cosa qua. Di nicchia e di qualità. Siamo alla vigilia allora della ripartenza della stagione turistica. Presidente D'Apozzo, la cosa da fare di qui a 15 giorni?
Beh, innanzitutto sperare che il governo non ci dica all'ultimo momento lockdown sì, lockdown no, apertura dei ristoranti. Ricordiamoci che oggi parliamo di ripartenza, ma abbiamo un pezzo dell'economia, pensiamo a tutto il mondo della ristorazione e dei pubblici esercizi. Nella nostra regione alberghi, pubblici esercizi, ristoranti danno lavoro a 39.000 persone, che sono la gran parte giovani e lavoratori femminili. Queste sono le caratteristiche. La parte più debole del mercato del lavoro. La parte più debole, che è stata quella anche più penalizzata come aziende. E da oggi stanno lavorando un po' random, all'aperto, si inventano, aprono le finestre e quant'altro, quindi diamogli anche, con tutti i protocolli che comunque erano già stati applicati ed erano le aziende che avevano investito, diamogli la possibilità, esperti virologi permettendo e stando zitti, di riaprire, e quindi questa è una condizione importante. Il lockdown, non puoi pensare di richiamare i turisti e di dirgli che alle 10 alle 11 non puoi andare a berti un caffè fuori, cioè è un'idiozia che non lo so, non sta né cielo né in terra, come se alle 6 di mattina, alle 6 pomeriggio il virus è attivissimo e alle 11 ancora di più, cioè non si capiscono, quindi riportiamo alla normalità. Le aziende sono pronte, il sistema è pronto, le istituzioni sono pronte, a livello centrale, quindi decisioni di paese, ci deve essere un maggior coraggio per poter affrontare una fase che dopo un anno di restrizioni, di chiusure, di lockdown e quant'altro, il Paese, i cittadini, non solo le aziende, i cittadini richiedono voglia di andare al cinema, voglia di andare a teatro, voglia di andare a sentire un concerto, voglia di andare a bere un aperitivo, quant'altro, chiaramente tenendo presente che prima bisogna vaccinarsi, perché la prima sicurezza non è la mascherina, è il vaccino. Dopodiché bisogna avere tutte quelle attenzioni che chiaramente ci verranno raccomandate. Voglia di tornare a vivere in sicurezza, dare certezze per ripartire, dice Da Pozzo. Assessore, in chiusura per lei, cosa fare per ripartire? Ma io vedo quello che sta facendo il governo e soprattutto il pressing che i governatori stanno facendo nei confronti del governo. È vero, qua c'è bisogno di, come dire, lasciare andare un po' di restringimenti, ma vedo che un po' alla volta, fetta dopo fetta, con sicurezza stanno togliendo. Mi auguro quanto prima venga tolto questo benedetto coprifuoco, perché anche lì non oso immaginare una stagione estiva con un coprifuoco alle 11 o a mezzanotte. Noi abbiamo una grande fortuna, lo dico, di avere il Presidente della Conferenza delle Regioni, che è il nostro governatore Fedriga, e che so che si sta battendo affinché il governo riesca, come dire, ad approvare una serie di linee guida assolutamente meno restrittive. Qua c'è voglia di libertà, sempre con il grano e col sale in zucca, ci mancherebbe altro, ma c'è necessità di potersi muovere con serenità, libertà e ottimismo. Mi sembra di poter dire che abbiamo fatto bene a togliere quel punto interrogativo. Da Pozzo. Benissimo. Assessore. Mettiamo un punto esclamativo. No, avete fatto bene, come ho detto, per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia si riparte alla grande. Quindi con grande fiducia e questo ottimismo di ripartire alla grande, grazie per averci seguito fin qui e alla prossima puntata. Grazie all'assessore Bini, grazie al Presidente Da Pozzo, ci rivediamo la settimana prossima.